Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. È proprio vero che la natura ci offre dei regali splendidi, ci offre momenti di riflessione e ci dà soprattutto spunti per creare, per fare delle creazioni. Infatti stavo osservando queste infiorescenze che ho appena trovate legate, o meglio, sono le infiorescenze che appartengono a questo albero e stavo osservando, pensa quanta ispirazione, come potrebbero essere un'idea per due orecchini magari realizzati in un materiale prezioso. Ora, io non sono un orafo, non sono un artista, però la natura e la stagione sempre mi aiutano molto. Infatti in questo periodo in cui le giornate si stanno un po' accorciando, sentiamo un po' di più il freddo nelle ossa perché il nostro clima è particolarmente umido, sentiamo anche l'esigenza di cambiare le nostre proposte, di cambiare i piatti che andremo a proporre ai nostri ospiti. Infatti la stagione fredda a me fa pensare a zuppe bollenti, a piatti caldi, fumanti, con i colori accesi. E cosa niente di meglio che non una polenta calda, magari abbinato ad un buon piatto di anitra, oppure una zuppa realizzata con le verdure che riporti magari i colori della zucca, delle carote e delle altre erbette. Insomma, la natura in cucina dà la nota della stagionalità e noi questo facciamo nelle nostre preparazioni. Infatti in questo fine settimana qui da noi si potranno assaggiare le fettuccine con i funghi, oppure si potranno assaggiare delle zuppe calde, oppure abbinati sempre alle paste fatte in casa anche i condimenti a base di funghi. Se voi siete curiosi di assaggiare le nostre preparazioni autunnali, io vi invito a venirci a trovare e lo potete fare sempre con la solita modalità, quindi prenotando il vostro tavolo nei contatti che troverete tra le pagine social dove noi siamo presenti o attraverso i riferimenti che potete trovare tra le pagine del nostro sito. Per il momento io continuo perché magari chi lo sa trovo anche qualche altro motivo per allestire, per abbellire le mie tavole e vi auguro una buona settimana. Ciao!